Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale. Dottor Nobile si fa l'appello. Striuli Luciano, Buono Arianna, Russo Alessandra, Boato Giuseppe, Commisso Giovanni, sempre giustificato. Marchesan Rocco, Barbaro Riccardo, Bortoluzzi Filippo, non c'è. Manzano Lorenza, sempre giustificato. Tomassiero Aristo, Tomassaro Andrea, Capiotto Giacomo, Miao Riccardo, Conte Rosanna, Antelmo Luca, Ferraro Marilisa, Dorato Toretto, Grazie segretario, la nomina di scrutatori, persone della signora Ferraro Marilisa, Massia Evaristo e Giacomo Capiotto. Siamo al primo punto all'ordine del giorno. Ci sono interrogazioni o interpellanze? Consigliere Conte, in facoltà. Interrogazione Parco Giochi Castello di Brussa e programmi per l'attuazione. La sottoscritta Buona Conte, consigliera comunale della Lega del gruppo Lista Civica Nuovo Sindaco, facendo seguito alle precedenti interrogazioni in relazione all'oggetto e a seguito delle sollecitazioni ricevute dai residenti della frazione di Castello di Brussa riguardanti la situazione dell'area destinata al Parco Giochi, la cui precarietà era stata evidenziata a suo tempo dalla scrivente, oltre che da diverse persone della stessa località, ricordando che i giochi presenti nell'area del parco sono stati rimossi per la relativa manutenzione, almeno così ci si augura, da parte del Comune. Tutto ciò premesso, interroga la signora Bozza per conoscere lo stato attuale della situazione riguardante l'oggetto dell'interrogazione e sapere quindi se e quando saranno collocati i giochi, con la speranza che siano stati adeguatamente sistemati. Quali sono i programmi che codesta maggioranza ha in essere per la frazione di Castello di Brussa, anche per garantire una maggior presenza e soprattutto una più efficace attenzione da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della località e dei suoi residenti. Grazie, consigliera Conte. Ce ne sono altre? No. Interrogazione. Installazione di dissuasori della velocità a Castello di Brussa. La sottoscritta Rosana Conte, consigliera comunale della Lega del gruppo Lista Civica Nuovo Sindaco, a seguito di segnalazioni ricevute da molti cittadini del Castello di Brussa, preoccupati, soprattutto in previsione dell'imminente stagione estiva e del conseguente aumento del traffico verso la Brussa, del fatto che non esistono adeguati controlli relativi al rispetto dei limiti di velocità, che la presente chiede se da parte dell'amministrazione comunale non si ritenga necessaria l'installazione da parte di chi ne ha la competenza di appositi dissuasori di velocità al fine di limitare il trascorrimento delle auto che molto spesso sfrecciano senza preoccuparsi dell'apposita segnaletica, mettendo anche in sé in pericolo la comunità delle persone che vi abitano. Quali potrebbero essere, nel caso che ciò fosse auspicabilmente possibile, i tempi della relativa installazione a fronte del proprio, come ricordato in premessa, dell'imminente stagione estiva. Se nel frattempo non si ritenga di aumentare l'attività di controllo, in particolare durante i fine settimana, soprattutto all'altezza di località di Castello, per assicurare maggior sicurezza e maggior tranquillità dei cittadini e nello stesso tempo evitare che possano succedere gravi situazioni di pericolo o incidenti. Grazie. Ci sono altre interrogazioni, interpellanze? Consigliere Antelmo. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Interrogazione dall'oggetto quale futuro per il nostro punto del primo intervento. L'intera minoranza consigliare, in riferimento alla fragilità della situazione sociosanitaria della nostra città, che ci vede sprovvisti della presenza di medico al punto del primo intervento, da metà gennaio 2017 e solo per il periodo invernale, tenuto conto dei recenti articoli apparsi sul giornale che hanno fatto riferimento alla medicina di gruppo, articolo apparso su Nuova Venezia in data 12 aprile,
virgolettato, l'acquisizione di gruppo non funziona, preoccupata, interroga la maggioranza per sapere, anche in virtù dell'enorme successo che ha avuto la petizione della raccolta di firme, come intende muoversi per tutelare la cittadinanza da questa assenza di servizio che noi riteniamo di fondamentale importanza. Grazie consigliere Alterno. Ci sono altre interrogazioni interpellanze? Grazie. Do la parola al signor Sindaco per rispondere all'interpellanza. Grazie Presidente, buonasera. Con riferimento all'interpellanza presentata in data 13 marzo 2018, avente ad oggetto il muletto di Lungomare Trieste, si risponde come segue. Si comunica che con procedura avviata già in data 28 dicembre 2017, giusta determina a contrarre del dirigente del settore politiche territoriali numero 331, era già iniziato l'affidamento di lavori di sistemazione del muletto di protezione di Lungomare Trieste per un importo di euro 47.000. Detti lavori sono stati poi aggiudicati in forma definitiva già in data 9 marzo 2018 per un importo finale a seguito del ribasso in fase di gara di euro 36.000. A questa somma si aggiungono euro 9.000 a fornitura delle copertine, cioè degli elementi modulari a copertura del muletto. Detti lavori sono già iniziati lo scorso 28 marzo. L'impresa appaltatrice è la ditta Susanna Luigi di Noventa di Piave. Al momento in cui si risponde all'interpellanza i lavori sono in corso. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, approvazione per rendiconto della gestione dell'esercizio 2017. Do la parola all'assessore Barbaro e a Fracosano. Grazie Presidente, buonasera. Visto l'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000 che disciplina i termini, contenuti e modalità per l'approvazione del rendiconto della gestione, richiamata la propria deliberazione numero 62 in data 15/03/2018, con la quale si è dato corso all'approvazione degli schemi di rendiconto della gestione 2017 allegato numero 1 parte prima e parte seconda della relazione sulla gestione e non integrativa allegato numero 2. Vista la relazione dell'organo di revisione presa in data 27/03/2018 l'articolo 239 comma 1 lettera B del decreto legislativo 27/2000 costituente allegato numero 3 al presente atto. Ritenuto pertanto di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 nelle risultanti riportate negli allegati al presente atto come sopra specificato. Visto l'articolo 187 del decreto legislativo per quanto riguarda la destinazione dell'avanzo dell'istruzione, i fondi liberi, i fondi vincolati, i fondi destinati agli investimenti e i fondi accantonati. Attuato che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 17/04/2018 ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Consiglio Comunale, questi pareri di irregolarità tecniche contabili espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni unito alla presente proposta di deliberazione. Per quanto sopra espresso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 composto da conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale con l'allegato numero 1 parte prima al presente atto. Segnalato che nell'allegato 1 parte seconda è compresa la seguente documentazione che costituisce allegato di rendiconto della gestione ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 118/2012 e dell'articolo 127, comma 5 del decreto legislativo 267/2000. Aspetto dimostrativo del risultato dell'amministrazione, aspetto dimostrativo della costituzione del fondo pluriennale vincolato, aspetto dimostrativo della costituzione del fondo prestiti di dubbia esigibilità, aspetto di accertamenti per titoli, tipologia e categoria, aspetto degli impegni di emissioni, programmi in atto aggregati, tabella relativa agli accertamenti già assunti imputati agli esercizi successivi, tabella relativa agli impegni di spesa già assunti imputati agli esercizi successivi,
prospetto dei costi sostenuti e ripartiti per ciascuna missione, prospetto relativo all'utilizzo dei contributi comunitari, prospetto relativo alle spese e funzioni delegate dalla Regione, prospetto relativo ai dati SIOPE, elenco dei residui attivi e passivi distinti per l'esercizio finanziario e per capitolo di bilancio, elenco degli indirizzi interni della pubblica amministrazione pubblica e all'amministratore di bilancio. Di dare atto, inoltre, all'integrazione di quanto al punto precedente, che costituiscono ulteriori allegati al rendiconto della gestione, inclusi nell'allegato numero 1, parte seconda, prospetto delle spese di rappresentanza, articolo 16, comma 26, decreto legge 138/2011, relativo alla verifica dei reciproci debiti crediti del Comune e le proprie partecipate, articolo 6,4 del decreto legislativo 95/2018, la relazione circa l'utilizzo delle imposte di soggiorno. Di dare atto, infine, istituiscono allegati alla presente deliberazione relazione sulla gestione e nota integrativa, allegato numero 2, e relazione dell'organo di revisione, allegato numero 2. Grazie Assessore D'Alvaro, ci sono interventi? Capogruppo Grano, Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo chiedere, nell'allegato numero 1, parte seconda, dove c'è il prospetto relativo alla verifica dei reciproci debiti e crediti tra il Comune e le proprie partecipate, viene indicata la parte relativa all'azienda speciale Don Moschetta, in cui i crediti sono derivanti dal servizio di parcheggio per 7.137 euro, mentre i debiti sono contestati in 114.458 euro per quanto riguarda i debiti relativi ai servizi di assistenza domiciliare e altro. Vorrei avere alcune indicazioni in merito a questo, grazie. Grazie Capogruppo. Ci sono altri da rispondere? La situazione è un 12, quindi sono semplicemente per quanto riguarda il nostro debito nei confronti dell'azienda speciale la fattura che viene pagata successivamente al 31/12, quella dell'ultima parte dell'anno. Viceversa quelli dei parcheggi, quelli che hanno tritato nell'ultima parte dell'anno e che ci riversano, ci hanno riversato dall'iniziato. Quindi questi 115 sono debiti del Comune di Caorle nei confronti della Moschetta? Sì, per le prestazioni di servizio domiciliare, diciamo, normali, sono fatture che hanno pagato la successione. Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo la immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Nessuno. Deliberazione approvata. Passiamo al punto numero 3. Variazione numero 1 del bilancio di previsione 2018-2020 di competenza dell'organo consiliare. La parola all'assessore D'Alvaro. Presa atto di quanto relazionato dall'assessore di reparto in merito alla necessità di procedere da una variazione di bilancio per i seguenti principali esigenze. Il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria dello stadio comunale e annessi impianti di atletica per complessivi €750.000 tramite applicazione di parte dell'avanzo dell'amministrazione come risultante dal rendiconto dell'esercizio 2017 approvata con deliberazione in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile. Ulteriore applicazione di €194.600.000,60 alimenti derivanti dall'avanzo dell'amministrazione, cui €141.600,60 facenti parte della quota vincolata per spese in conto capitale, tra le quali si evidenziano €60.000 per manutenzione straordinaria alla Camera della Musica per acquisto di attrezzatura per le sale espositive,
100.000 per manutenzione straordinaria dei stradali, 35.000 per manutenzione straordinaria del parcheggio multipiano, euro 36.715 per l'ammodernamento degli apparati radio del distretto di polizia locale, euro 13.000 di cui si aggiungono 12.000 finanziati con oneri di urbanizzazione per interventi di messa a norma degli edifici scolastici. Chiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 16/02/2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. Chiamata altresì la deliberazione in Giunta Comunale numero 38 del 16/02/2018 con la quale è stato approvato il PEC per il medesimo periodo. Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 17/04/2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, tutto l'allegato parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione in data 16/04/2018 dall'organo di revisione economico-finanziaria prevista ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000. Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo 3 del regolamento di controllo interno in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto risultato espresso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare e approvare il bilancio di previsione 2018-2020, la variazione descritta in premessa, come riassunta al prospetto presente allegato numero 1, di dare atto che in conseguenza della presente variazione di bilancio devono ritenersi aggiornati i contenuti del documento unico di programmazione 2018-2020, di dare atto in particolare che anche dopo la presente variazione, garantito il rispetto del principio di pareggio del bilancio, aggiornata per l'esercizio 2018 nella somma di euro 32.552,64, al netto delle anticipazioni di tesoreria e delle partite di giro, di approvare i contenuti nel prospetto per la dimostrazione del rispetto dell'equilibrio di bilancio costituente allegato numero 2, di approvare lo schema riassuntivo da inviare alla tesoreria allegato numero 3, di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole all'organo di revisione allegato numero 4. Grazie. Sul Barba ci sono interventi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo per togliere uno spunto, nel senso che leggiamo 13.000 euro per interventi di messa a norma degli edifici scolastici. Sul punto ci piacerebbe sapere qual è lo stato di salute un po' in generale degli edifici scolastici, perché la cifra è abbastanza esigua, lascia ben sperare che siano in buono stato di manutenzione anche sotto il profilo della messa a norma, per cui chiedevo all'assessore se poteva darci qualche precisazione in merito. Grazie. Grazie, capogruppo Miolo, assessore Barbaro. Sì, guardi, gli edifici scolastici sono presi più che bene, ovviamente vedendo gli anni che hanno praticato, sono in manutenzione continua, stiamo monitorando. Il problema principale era proprio questo della messa in sicurezza per il discorso della prevenzione degli incendi, e quello che mancava naturalmente la struttura sana. Mancava questo passaggio, quindi andiamo a intervenire specificatamente su questo problema, quindi con il rilascio finale del CP che mancava. Quindi questo è espressamente destinato a questo. Poi gli interventi hanno comunque ogni anno registrato una manutenzione straordinaria e ordinaria. Ovvio ci sarebbe ancora da fare, non ci mancherebbe, però sono monitorati. Grazie assessore Barbaro, ci sono altri interventi? Capogruppo Ferraro. Sì, grazie. Per quanto riguarda la seconda tranche di 594.600 euro sempre per la variazione di bilancio, la definizione dei vari punti che abbiamo letto adesso comporta una somma di 549.000 euro, quindi mancherebbero circa 50.000 euro. Saprebbe dirmi come possono essere spesi quegli altri in avanzo? Grazie. Assessore Barbaro. Questi sono
rilevanti, se non particolari, minime, non le specifichiamo su questa delibera. Sono comunque previste ma non dettagliate. Saranno anche dettagliate su altri capitoli, ma non così evidenti non è una scheda sola di 4 capitoli, sono divise in varie spese. Grazie Assessore Barbaro, ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo la immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Delibera viene approvata. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Sentenza del Tribunale di Pordenone numero 271 del 2018, riconoscimento debito fuori bilancio. La parola al signor Sindaco. Premesso che il signor Sergio Magnante ha promosso ricorso avanti il Tribunale di Pordenone, ruolo generale 701 del 2016, per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione numero 71 del 2016 emessa dal Comune di Caule il 6 febbraio 2016, in cui veniva contestata ai ricorrenti la violazione dell'ordinanza sindacale numero 224 del 24 giugno 2008, con la quale il Comune di Caule ha vietato l'accesso alla sosta caravan e autocaravan nell'area destinata al mercato settimanale della via Aldomoro e Corso Tigiato. Il Comune di Caule, con atto della Giunta Comunale 169 del 21 luglio 2016, ha deliberato di costituirsi in giudizio per difendere le ragioni e tutelare l'interesse dell'ente. Il Tribunale, con sentenza 271 2018, ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza 71 del 2016 emessa il 6 febbraio 2016 al Comune di Caule e condannando nel contempo il Comune alla rifusione delle spese di vita, liquidando dei complessivi euro 440 del compenso, euro 70 del contributo bonificato di marca, oltre IVA e cassa previdenza avvocati, spese proprietarie del 15%. Con soccombenza al Comune è riconducibile alle seguenti circostanze. L'ordinanza impugnata è stata adottata al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento, in quanto l'esperienza pluriennale ha portato ad attribuire l'origine degli odori nauseabondi fuoriuscenti dalle caditoie di recupero delle acque piovane presenti nell'area del mercato, gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgimento di quest'ultimo che si tiene settimanalmente, alla frequentissima presenza di autocaravan. Questi ultimi mezzi, infatti, in quanto veicoli ricreazionali, sono gli unici attrezzati conservatori per la raccolta di liquami che, seppur non accertato direttamente, con buona probabilità venivano scaricati in notte e tempo nei suddetti tombini. Tale situazione si è sempre manifestata in tutta la sua gravità nel periodo estivo, in quanto per le elevate temperature, oltre a ingenerarsi sicuri e ben percepibili disagi, si manifestavano gravi problemi igienico-sanitari con pregiudizio al regolare svolgimento del mercato settimanale, con particolare riguardo al settore alimentare. Il diritto di sosta contestato è stato imposto in virtù della sussistenza di un interesse pubblico preminente, esigenze di igiene e tutela della salute pubblica, per il tramite dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, di cui parte attrice ha sostenuto la stretta derivazione invece al codice della strada, con relazione condivisa dall'organo giudicante. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale, dato che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione in data 17 aprile 2018 e considerato che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo alla competente cultura della Corte dei Conti, di approvare la seguente delibera con riconoscere, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, quindi come si è individuato, motivato e descritto, presentato della somma di euro 600, derivante dalla sentenza provvisoriamente esecutiva richiamata. Di dare atto che la spesa finanziata al capitolo 1058/1, codice 10.10.203, codice SIO per 1331 del bilancio 2018. Di demandare al responsabile del settore segreteria affari generali l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza riconosciuta dal presente atto, di trasmettere il presente provvedimento
ai sensi dell'articolo 23,5 della legge 289 del 2002 alla competente procura della Corte dei Conti. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi? Nessun intervento. Siamo alla votazione, voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. La delibera viene approvata. Passiamo al quinto punto dell'ordine. Votiamo sia l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Siamo al quinto punto dell'ordine del giorno, articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, individuazione organi collegiali indispensabili. Do la parola al signor Sindaco. Richiamato l'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, il quale prevede che sono individuati i comitati e commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, dato atto che ai sensi della predetta disposizione e in relazione alla competenza funzionale in ordine alla costituzione dei singoli organismi collegiali nell'argomento, l'individuazione degli stessi è demandata al Consiglio Comunale. Ritenuto opportuno, al fine di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e al fine di consentire, nella fase istruttoria dei procedimenti, l'acquisizione delle necessarie condizioni di merito e valutazioni tecnico-giuridiche, individuare quali organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, quelli sottoindicati coerentemente con quanto disposto negli anni precedenti, le commissioni consigliari permanenti e la conferenza di capigruppo. Ritenuto inoltre opportuno garantire il buon funzionamento delle attività di competenza comunale, prevedendo la permanenza delle seguenti commissioni, caratterizzate dall'esclusiva partecipazione di esperti dotati di particolari conoscenze e competenze tecniche, spesso non rinvenibili all'interno dell'ente, date a livello specialistico delle stesse, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione Comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione di carburante, la Commissione del Mercato Ittico Comunale, istituita a seguito dell'adozione del nuovo regolamento comunale del mercato ittico, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 53 del 29 luglio 2014. Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 77 del 25 novembre 2014, aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 84 del 26 ottobre 2017, è stata istituita e regolamentata l'organizzazione di gestione della destinazione turistica denominata di Emeo Cavale, in seguito attivata attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto come stabilito dalla Regione Veneto nella delibera di Giunta regionale numero 2286 del 2013, considerato che con deliberazione di Giunta Comunale numero 39 del 22 febbraio 2018 è stato costituito l'organismo di valutazione a livello comunale, con il compito di valutare in maniera equa e uniforme le stime relative alle varie proposte di accordo di pianificazione ex articolo 6 legge Regione Veneto numero 11/2004 e il calcolo del corrispondente beneficio pubblico. Detto organismo è composto dal dirigente competente, con funzione di presidente, e da 3 tecnici esterni con esperienza in materia estimativa.